Riunione nella sede di Girgenti Acque tra il commissario Gervasio Venuti e i sindacati che hanno chiesto di essere ascoltati sulle questioni riguardanti il servizio idrico, questioni che non sono poche, a cominciare dal pagamento degli stipendi al personale. Noi ci siamo occupati delle inefficienze di questa gestione del servizio idrico in tempi non sospetti, approvando una risoluzione all'unanimità che dava indicazioni chiare anche al Dipartimento e anche all'ATI, perché non era più possibile sentire dire ai sindaci che c'erano disservizi ma continuare a mantenere quel contratto. Allora abbiamo spinto l'ATI affinché avviassero la risoluzione e abbiamo chiesto al Dipartimento regionale di continuare però ad attenzionare l'esigenza di fare investimenti ma con trasparenza e legalità, e adesso si stanno sbloccando, partiranno a gennaio i nuovi depuratori della provincia di Agrigento, sono 5 importanti impianti e si stanno sbloccando attraverso il commissario Rolle e abbiamo chiesto anche di sbloccare i finanziamenti per la rete idrica, che deve essere fatta però, attenzione, nella massima trasparenza e legalità. Questo lo abbiamo chiesto dall'inizio, a maggior ragione oggi che è esploso in maniera così evidente un problema che noi avevamo già avvertito e di cui già ci eravamo occupati, forse nel silenzio di troppi anni di inefficienze celate e malcelate.